Incidente in A12 tra Lavagna e Sestri Levante, un camion ha invaso la carreggiata opposta centrando in pieno una bisarca. Morte sul colpo, 2 persone a bordo del camion, illeso il conducente della bisarca. L'autostrada A12 è rimasta chiusa tra Lavagna e Sestri Levante per tutto il pomeriggio. Traffico paralizzato da Deiva Marina sino a Rapallo lungo la viabilità ordinaria. Autobus fermi. Primi bilanci della commissione prefettizia di Lavagna dopo 3 anni di commissariamento del comune. Alcuni risultati importanti sono stati raggiunti, rammarico per la dichiarazione di dissesto. I ragazzi sanno quali sono i lavori più ricercati in Liguria e quali sono i bisogni delle imprese. La Regione invia un questionario alle aziende, c'è chi vuole dipendenti qualificati ma non li trova. La tratta di esseri umani è un crimine contro l'umanità, la denuncia è del Pontefice, un fenomeno complesso e oscuro che offende la libertà e la dignità delle vittime e disumanizza chi la compie. Il cuore mariano di Santo Stefano d'Aveto batte sotto il manto di Nostra Signora di Guadalupe. Nella 4ª domenica di Quaresima, Telepace è stata accolta nella comunità umile, nella tradizione e nella devozione. Raccolta di generi per la prima infanzia sabato prossimo a Carasco a sostegno delle attività dei CAV di Chiavari. Il centro in 17 anni di attività ha sostenuto la nascita di centinaia di bambini. Buonasera. Buonasera a tutti, gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. Lo avete visto e lo avete sentito dai titoli del nostro giornale, un tragico incidente. È avvenuto lungo l'autostrada A12 tra Lavagna e Sestri Levante oggi pomeriggio, poco prima delle 14. 2 persone sono morte nello scontro frontale tra un camion e una bisarca. Il camion ha sbandato, ha invaso la carreggiata opposta e a bordo c'erano 2 uomini che sono morti sul colpo. Invece l'autista della bisarca, fortunatamente, è restato illeso. Vediamo. Erano circa le 13:45 quando sulla A12 è successo l'incredibile. Un camion ha sbandato, ha invaso la carreggiata opposta e ha scontrato frontalmente una bisarca che viaggiava in direzione La Spezia. 2 persone sono morte. Il camion che trasportava piante viaggiava verso Genova, ha sbandato sulla destra e di rimbalzo ha invaso la carreggiata opposta, quella in direzione La Spezia. Qui ha scontrato frontalmente la bisarca, carica di auto, che viaggiava dunque in direzione opposta. Il fatto è accaduto alla fine della Galleria Madonna della Neve, poco prima dello svincolo di Lavagna. Difficile capire cosa abbia causato lo sbandamento del camion. Di certo c'è che invadendo la carreggiata opposta il mezzo è andato a sbattere contro la bisarca ma non ha coinvolto altre auto nello scontro. Nell'altra carreggiata infatti era presente un cantiere di lavoro e il traffico era incolonnato su un'unica corsia. Gli operai che stavano lavorando in quel momento sono riusciti a mettersi in salvo. I soccorsi sono stati immediati ma purtroppo per le 2 vittime non c'è stato nulla da fare, sono morti sul colpo. Si tratta di 2 uomini, uno dei 2 è l'autista del camion che viaggiava in direzione Genova, la seconda vittima era seduta accanto a lui, uno aveva 49 anni e il secondo 24. Sul posto sono intervenute 2 ambulanze della Croce Rossa di Riva Trigoso ed una della Croce Rossa di Cogorno, i vigili del fuoco di Chiavari con 7 unità e la polizia stradale, giunta sul posto sia da Brugnato che da Chiavari e da Genova. La Polstrada sta portando avanti le indagini. In un primo momento è stato allertato anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco di Genova che però ha fatto rientro in sede senza trasportare nessuno. Il conducente della bisarca, infatti rimasto illeso, ha rifiutato il trasporto in ospedale. L'autostrada A12 è stata chiusa per tutto il pomeriggio fra Lavagna e Sestri Levante in entrambi i sensi di marcia per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi ed il sopralluogo del magistrato. L'autostrada A12, l'avete sentito, è rimasta chiusa tra Lavagna e Sestri Levante per tutto il pomeriggio. Lunghe code si sono formate in A12 a partire da Rapallo verso Lavagna e a partire da Deiva Marina verso Sestri Levante. Anche la viabilità ordinaria è andata in tilt. Vediamo. Che situazione si è creata? È una situazione abbastanza critica, in quanto il traffico che porta la A12 è molto intenso in tutti e 2 i sensi di marcia. In questo caso c'è stata una chiusura in ambo i sensi di marcia perché l'incidente ha riguardato tutte e 2 le carreggiate
per cui l'Aurelia chiaramente non riesce a sopportare il traffico suo normale, parliamo di 7.000 veicoli al giorno più o meno per direzione di marcia sull'Aurelia, almeno quello che abbiamo contato a Chiavari, aggiungiamo quello dell'autostrada e quindi circolazione molto lenta. Comunque il personale disponibile è tutto lungo l'Aurelia, cerchiamo di evitare che si creino particolari ingorghi, che almeno piano piano si possa circolare. Ecco, il traffico è fortemente rallentato, a complicare la situazione la presenza dei mezzi pesanti che diciamo non sono così agevoli da muoversi sulle strade urbane. Sì, e tra l'altro sì, con i mezzi pesanti è ancora più complicato e tra l'altro approfitto, se posso, per informare che stasera non ci sarà il servizio di lavaggio e spazzamento strade in quanto sospeso, perché dobbiamo tenere il personale dedicato per questo evento, quindi le vie interessate stasera ve le lasciamo tranquille per una sera. C'è il coordinamento comunque dei corpi di polizia municipali dei 3 comuni, in questo caso Sesti, Lavagna e Chiavari, sono in contatto? Sì, soprattutto adesso mi pare che verso Genova si stia normalizzando la situazione, nel senso che sull'Aurelia c'è meno traffico, quindi probabilmente sono riusciti a aprire almeno una corsia in autostrada, mentre invece verso Sesti Levante la situazione è tuttora inalterata, quindi diciamo il problema più grosso è il traffico che va verso Sestri. Le conseguenze della chiusura della A12 sono state molto pesanti anche per i mezzi del trasporto pubblico locale. Lungo la viabilità ordinaria infatti sono rimasti fermi anche gli autobus ATP che non hanno potuto svolgere il loro servizio. I ritardi hanno finito per accumularsi dapprima tra Lavagna e Sesti Levante e poi anche sulle altre linee a causa dell'impossibilità di alcuni mezzi di prendere servizio regolarmente. Infatti gli stessi autisti hanno avuto difficoltà proprio a raggiungere i propri mezzi nei depositi oppure ai capolinea. Per quanto riguarda gli scuolabus nei comuni dove il servizio è gestito da ATP, alcuni mezzi sono rimasti bloccati nel traffico, ma non ci sono state conseguenze per gli alunni trasportati che hanno atteso di essere successivamente portati a casa. E ora parliamo di Lavagna, ormai mancano poche settimane al ritorno alle urne anche per il comune sciolto per mafia nel 2016. Questi 3 anni sono stati dedicati dalla commissione prefettizia a risanare la situazione contabile dell'ente, ma anche a debellare la piaga delle infiltrazioni malavitose all'interno dell'amministrazione, ragione principale dello scioglimento del Consiglio Comunale. Quali sono stati i risultati raggiunti? Vediamo. Noi riteniamo di aver adottato tutti gli accorgimenti necessari e di aver agito appunto per contrastare questo rischio. Poi naturalmente la risposta l'avremo ex post. C'è ancora la presenza della mafia all'interno del comune di Lavagna? La risposta effettiva, ribadiscono i commissari, si saprà davvero con l'avvio del prossimo ciclo amministrativo, quando si capirà quanto la macchina comunale si confermerà davvero impermeabile ad ogni influenza esterna. Per arrivare a questo, però, per tracciare una strada il più possibile lineare e sicura, l'impegno è stato tanto in questi 3 anni di gestione commissariale. La triade, insediatasi nel giugno 2016, guidata nei primi 2 anni dal commissario D'Attilio e da settembre 2018 dalla dottoressa Triolo, ha lavorato su diversi aspetti. Abbiamo adottato una serie di accorgimenti che consentono di dare maggiore libertà ai dipendenti nell'esercizio del loro dovere, per cui di essere meno condizionati dall'esterno, eccetera. Penso a alcuni regolamenti su cui siamo intervenuti, che riducono in parte la discrezionalità della pubblica amministrazione per consentire un maggiore rispetto alle regole o che comunque garantiscono una migliore trasparenza. Sciolto per infiltrazioni mafiose, dopo l'inchiesta della Procura che ha portato alla luce intrecci decennali tra la politica e l''ndrangheta attiva sul territorio lavagnese, nel corso del tempo per il comune sono venute a galla altre problematiche, prima fra tutte il suo precario assetto finanziario fortemente debitorio. Di qui la dichiarazione di dissesto, confermato con bocciatura della Corte dei Conti del piano di rientro presentato dalla Commissione. Decisione questa che ha lasciato un po' l'amaro in bocca dei commissari, che comunque tracciano un bilancio sicuramente positivo del loro operato. Siamo riusciti ad intervenire insomma sulla struttura organizzativa del comune, cercando di renderla, come dire, meno permeabile ai condizionamenti esterni. Siamo riusciti ad intervenire su alcuni abusi edilizi che
che erano stati commessi sul territorio. Penso tra tutti alla demolizione della veranda Ostigoni, che comunque era stato anche uno dei problemi che poi aveva portato allo scioglimento del comune. Gli studenti sanno quali sono le professioni più ricercate in Liguria e quali sono i bisogni delle imprese. Per rispondere a questi quesiti e programmare il futuro percorso scolastico, la Regione invierà a breve un questionario a tutte le aziende della Liguria. La situazione infatti non è assolutamente rosea. Ci sono attività che cercano dipendenti qualificati e purtroppo non li trovano. Vediamo. Ci sono aziende liguri che cercano periti informatici, tecnici e ingegneri, eppure non li trovano. Ad esempio servono programmatori, ma non ce ne sono abbastanza. La situazione è delineata da Regione Liguria, secondo cui c'è un grande gap di competenze in ambito tecnologico e digitale. Si è visto di recente a Genova con la manifestazione Futura. C'è una spinta al cambiamento, soprattutto in campo digitale, che arriva dai ragazzi stessi. Se in passato gli studenti hanno compiuto percorsi diversi, dice l'ente regionale, è perché nessuno, dalle aziende alle istituzioni, li ha stimolati in modo corretto. Ora è necessario che il gap non si allarghi e che i giovani possano scegliere un lavoro avendo la certezza di trovare l'occupazione, ma non sarà facile recuperare il tempo perduto. Negli ultimi anni il legislatore ha proposto un modello di dimensionamento scolastico che ha in qualche modo creato un circolo vizioso. Da un lato è stato migliorato il processo di orientamento perché comunque c'è un'attenzione consapevole già nel primo ciclo di istruzione al problema. Dall'altro però c'è una tendenza delle scuole superiori a vivere il problema dell'orientamento come un problema di sopravvivenza dell'istituzione scolastica stessa. L'accaparramento degli studenti è un ostacolo alla crescita perché non si mette al primo posto il futuro lavorativo dei ragazzi. Regione Liguria ha chiesto al Ministero un sistema più tollerante nei requisiti numerici affinché le scuole possano avere autonomia gestionale. Il cambio di passo tuttavia è già in atto. Le aziende hanno capito che non si trovano i lavoratori necessari, che serve un orientamento più forte e andare di più nelle scuole. Credo che dobbiamo crescere insieme, anche perché a volte il rischio che lo stagista stia un mese a fare fotocopie c'è. Per captare le necessità del mondo del lavoro, a breve la Regione, tramite le Camere di Commercio, invierà a tutte le aziende liguri un questionario. Sarà un monitoraggio per programmare al meglio il futuro dei giovani a tutti i livelli, dai licei alla formazione professionale all'università. Piccolo smottamento lungo la strada di San Bernardo a Sesti Levante. Questa notte, intorno alle 23, i vigili del fuoco del distaccamento di Chiavari sono dovuti intervenire in località Costa Secca per alcuni massi caduti sulla carreggiata. L'intervento si è risolto senza particolari problemi. E ora spazio all'economia. La riforma del terzo settore impone a tutti gli enti una decisione in merito alla veste giuridica da assumere in futuro. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, ora iscritte nei registri regionali, dovranno modificare i propri statuti entro il 2 di agosto per continuare a usufruire delle agevolazioni. I dettagli nella scheda della settimana. Sigla. Appena sarà istituito il nuovo registro unico del terzo settore, verranno automaticamente iscritte le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno già adeguato lo statuto alla riforma. Pertanto gli enti devono decidere se adattare i propri statuti soltanto alle modifiche obbligatorie previste dalla riforma, in tal caso potranno farlo con le maggioranze dell'assemblea ordinaria, o se introdurre ulteriori modifiche necessarie se ci sono stati approfondimenti. Dal sito della Regione o del Celivo si possono scaricare gratuitamente i modelli di statuto approvati da un tavolo di studio composto da Regione, Ordine dei Dottori Commercialisti, Celivo e Forum del Terzo Settore. Le associazioni che usano questo modello devono deliberarne l'adozione con le maggioranze rafforzate e non con quelle dell'Assemblea ordinaria. È importante che le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale analizzino gli scopi e le attività svolte per capire se rientrano tra quelle previste dall'articolo 5 della riforma e scrivano vicino a ogni attività la corrispondente lettera prevista dalla legge. Abbiano un numero di soci maggiore a 7, rispettino la proporzione volontari e operatori retribuiti prevista dalla legge, verifichino di possedere requisiti come la redazione di bilancio, di missione, le modalità di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, l'adozione dell'organo di controllo in caso di superamento di alcuni limiti.
Infine, garantiscano la gratuità assoluta delle prestazioni svolte dai volontari, che non possono essere retribuiti in alcun modo. Gli enti dotati di personalità giuridica e quelli che avranno la qualifica di enti filantropici dovranno obbligatoriamente assumere le modifiche con atto notarile. Negli altri casi è sufficiente un verbale di assemblea registrato all'Agenzia delle Entrate e poi trasmesso alla Regione. Le Onlus e gli altri enti del terzo settore saranno oggetto di successivi approfondimenti. Proseguono le riunioni per analizzare diverse fasi di smontaggio della pila 5 del Ponte Morandi a Genova, con lo scopo di valutare per ciascuna fase le misure di prevenzione e protezione da applicare in relazione a diversi aspetti. Lo smontaggio della pila è iniziato con la rimozione dei marciapiedi, si procederà poi al posizionamento di tiranti di ritegno allo scopo di evitare che in seguito alla rimozione della trave dell'impalcato le colonne del ponte subiscono un allargamento eccessivo in sommità. L'impalcato verrà quindi sezionato in 3 parti in senso longitudinale, che saranno poi sollevate mediante l'impiego di 2 gru posizionate sul lato sud. In primis si movimenterà la parte di trave più vicina alle gru, per procedere poi con quella al lato nord e infine quella centrale. Le parti sezionate dei pilastri verranno imbrigate e calate a mezzo gru solo dopo aver effettuato dei tagli in obliquo a 2/3 dalla loro altezza, tali da consentirne la rotazione verso l'esterno e rendere quindi possibile la loro movimentazione. Pagina ecclesiale del nostro giornale: sulla tratta di persone si è fatto e si sta facendo molto, ma molto rimane ancora da fare, perché essa costituisca una piaga profonda nell'umanità di chi la subisce e di chi la attua. Papa Francesco ha ricevuto i partecipanti alla conferenza internazionale sulla tratta delle persone organizzata dalla sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Nonostante gli sforzi compiuti c'è ancora molto e molto da fare. È un fenomeno tanto complesso quanto oscuro, che offende la libertà e la dignità della vittima e disumanizza chi la compie. Sentiamo però un passaggio nelle parole di Papa Francesco. La tratta costituisce una ingiustificabile violazione della libertà e della dignità delle vittime, dimensioni costitutive dell'essere umano voluto e creato da Dio. Per questo essa è da ritenersi un crimine contro l'umanità. E questo senza dubitare, senza dubitare. La medesima gravità, per analogia, deve essere imputata a tutti i vilipendi della libertà e dignità di ogni essere umano, sia questi un connazionale, sia uno straniero. Un missionario della Repubblica Centrafricana lancia l'allarme per le devastazioni ambientali causate dai cantieri per la ricerca dell'oro. La denuncia arriva dal carmelitano padre Aurelio Gazzera, di stanza a Bozum. Secondo il religioso, una impresa cinese ha aperto almeno 17 cantieri causando montagne di ghiaia, buche piene d'acqua. Il fiume è rovinato, oltre al probabile utilizzo di mercurio per facilitare il ritrovamento dell'oro. Padre Gazzera nel suo blog descrive la devastazione della foresta e dei terreni. L'oro, dice, parte verso il Camerun ogni settimana e alla frontiera nessun controllo e nelle casse dello Stato non entra davvero niente. A casa a Santa Marta oggi il pontefice ha incontrato il Presidente della Repubblica del Sud del Sudan e i vicepresidenti designati. Francesco ha rotto il protocollo e nel chiedere la pace per il piccolo paese ha baciato loro i piedi. Implora, ha detto il Santo Padre, che il fuoco della guerra si spenga una volta per sempre. Che si guardi a ciò che unisce e non a ciò che divide, che il futuro del Sud del Sudan sia nel segno della pace e della riconciliazione. Intanto la notizia di oggi è il golpe nel vicino Sudan. Stamani nella capitale Khartoum, in concomitanza con la manifestazione contro il capo dello Stato, Omar Bashir, al potere da 30 anni, reparti dell'esercito hanno occupato i posti chiave del potere, arrestati lo stesso capo di Stato e i membri del governo.
Nella quarta domenica di Quaresima le telecamere di Telepace sono state accolte nella chiesa di Nostra Signora di Guadalupe a Santo Stefano d'Aveto. Sebbene territorialmente nella diocesi di Piacenza Bobbio, la comunità è molto legata al Tigullio, dove molti avetani negli anni si sono trasferiti per ragioni di lavoro o familiari. La trasmissione della Santa Messa domenicale ci ha consentito di conoscere meglio questa realtà. Vediamo. A Santo Stefano d'Aveto batte un cuore mariano. La comunità, che negli anni ha risentito del progressivo spopolamento delle vallate, trova un elemento di unità nella comune devozione alla Madonna, venerata con il titolo di Nostra Signora di Guadalupe, titolare dell'omonimo santuario al centro del paese. Qui le telecamere di Telepace sono state accolte nella quarta domenica di Quaresima. C'è un gruppo che partecipa comunque tutti i giorni, la domenica siamo più numerosi, e poi durante l'estate la comunità si accresce di tutti i turisti e siamo molti di più, ecco. Le persone più anziane sono testimoni dei mutamenti del paese, sia nel numero degli abitanti sia nelle tradizioni. C'è però un legame solido che non si spezza, nemmeno per coloro che hanno scelto di andare a vivere altrove. Anche i giovani, forse non sembra, però poi alla fine la devozione della Madonna di Guadalupe è proprio... Io vedo anche le mie figlie, quelle che sono lontane, eppure loro la devozione per la Madonna è sempre presente, anche se si sono sposate lontano. Chi vive in questa comunità racconta di un ambiente a misura d'uomo, dove sono mantenuti in vita i valori dell'amicizia e della solidarietà comune. Chi vive qua è comunque in un'isola felice. Vive fino ai 14 anni ragazzini che hanno una realtà bella, pulita, e hanno tante cose dove crescere bene. Poi noi speriamo sempre che la Madonna li aiuti anche dopo a prendere strade non brutte. Un elemento ulteriore di unità è rappresentato dal coro, che riunisce elementi di diverse frazioni. Il coro è nato tantissimi anni fa, era un coro parrocchiale della parrocchia di Santo Stefano, negli anni si è evoluto, adesso abbiamo anche bambini e capita che ci vengano anche ad aiutare dalle altre parrocchie, quindi dalla parrocchia delle Grezie, oggi avevamo dei bambini dalla parrocchia di Amborzasco, perché comunque cerchiamo sempre di fare una comunità più ampia e integrata dalle varie parrocchie, dai vari componenti, diciamo, delle varie parrocchie. Sabato prossimo, per tutta la giornata, i volontari del Centro di Aiuto alla Vita di Chiavari saranno presenti all'Ipercop Ileudi di Carasco per una raccolta straordinaria di generi per la prima infanzia. Sarà un modo per contribuire all'attività portata avanti ormai da diversi anni dal CAV a sostegno della maternità e a favore della vita. Vediamo. Vale la pena di accogliere ogni vita, perché ogni persona umana vale il sangue di Cristo stesso. Il tweet di Papa Francesco in occasione della giornata per il nascituro suona come un motto per i volontari che si adoperano nei centri di aiuto alla vita, anche nel territorio diocesano. L'obiettivo è proprio quello di favorire la maternità e sostenere la nascita di un figlio. L'attività principale sarebbe quella di aiutare la mamma che ha difficoltà a pensare di riuscire a portare a termine una gravidanza, perciò potrebbe pensare drammaticamente di abortire, e noi invece riusciamo a convincerla che in qualche modo riusciremo a farglielo portare avanti. I CAV promuovono anche il progetto Gemma, che si concretizza in un aiuto economico mensile di 160 euro consegnato alla mamma negli ultimi 6 mesi di gravidanza e per il primo anno di vita del neonato. Li abbiamo da tante persone generose, dall'8 per 1000, dal 5 per 1000, dall'offerta delle primule una volta all'anno, e da anche famiglie che, conoscendoci, pensano di poterci aiutare in questo modo. Anche gruppi di amici, perché 16 colleghi si mettono insieme, 10 euro al mese, e riescono così a far nascere un bambino. Penso che sia una cosa bellissima, ecco. A Sestri Levante da ormai diversi anni viene offerto un servizio ulteriore per evitare casi di abbandono di piccoli appena nati. Alla Madonnina di Grappa c'è la culla per la vita, che in genere non è conosciuta,
In tutti questi anni non è mai stata usata, forse possiamo dire meno male, e anche perché non abbiamo ricordo di bambini abbandonati da queste parti, però la culla per la vita, che speriamo di non dover mai usare, ma se fosse sarebbe una cosa magnifica per salvare un altro bambino. Il CAV di Chiavari opera nelle 2 sedi, al Centro Benedetta Acquarone e a Sestri Levante. In quali giorni e in che orari vi si può trovare al Centro di Aiuto alla Vita? Allora, al martedì e al giovedì qui a Chiavari, all'Acquarone, dalle 15 alle 17 e al giovedì mattina invece a Sestri dalle 10 a mezzogiorno. Il centro di aiuto alla vita di Chiavari opera attraverso le 2 sedi, presso il centro Benedetta Acquarone, dove i volontari sono presenti il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17, presso l'Opera Bonnodina del Grappa a Sestri Levante, dove lo sportello è aperto il giovedì dalle 10 a mezzogiorno. 1.000 euro a sostegno del Gasellini di Genova, all'assegno con la raccolta fondi portata avanti dall'Istituto Caboto di Chiavari e dall'azienda Alfana di Donatella Inzerillo è stato consegnato questa mattina nelle mani del presidente del nosocomio Pietro Pongiglione. Ne è seguita una visita nei reparti condotta dal personale del Gasellini che ha mostrato agli studenti le peculiarità dei vari settori. Gli studenti della quarta si sono divertiti a mettere insieme diversi tipi di pelli colorate, diversi materiali, realizzando oltre a quadretti anche portachiavi e pupazzetti. Uno dei ragazzi ha inoltre creato diversi tipi di collane, bracciali e collari per cani e gatti. Si svolge domani la tradizionale giornata del volontariato organizzata dal Liceo Marconi del Pino di Chiavari. Gli studenti incontreranno i rappresentanti di varie associazioni del territorio. L'iniziativa si svolgerà dalle 8:30 alle 12:30. Tra i sodalizi che vi parteciperanno c'è l'Associazione Italiana contro l'Epilessia Onlus, la cui presidente regionale è Luigia Guglielmana. Tra le finalità del gruppo c'è quella di far conoscere la malattia alle nuove generazioni e la lotta alla disinformazione e al pregiudizio. Gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Cogorno hanno acquistato la finale nazionale delle Olimpiadi Problem Solving e quella dei Giochi Sportivi Studenteschi di Scacchi. 2 risultati molto importanti che porteranno i ragazzi a confrontarsi con i coetanei provenienti da ogni parte d'Italia. Alla prima competizione, che si svolgerà a Cesena, gareggerà il team Cane Magico, composto da 4 allieve della seconda B della scuola media di Cogorno. Altre 4 ragazze delle classi seconde e terze e gli allievi delle classi prima media parteciperanno invece al Policoro in provincia di Matera, alle finali dei giochi sportivi studenteschi di Scacchi. E apriamo ora la nostra finestra sull'arcidiocesi genovese. La redazione del Cittadino presenta alcuni appuntamenti per i prossimi giorni. La linea va a Genova. Benvenuti nella redazione del Cittadino a Genova. Sabato 13 aprile, a cura dell'associazione Don Piero Tubino, è in programma alle 9:30 alla Sala Quadrivium in piazza Santa Marta il convegno a proposito di ponti, porti e porte, per ricordare la figura di un sacerdote, Don Tubino, impegnato nel sociale e nella cura dei poveri, storico direttore della Caritas diocesana genovese. Al convegno intervengono Don Luigi Ciotti, amico personale di Don Piero, il giornalista Nello Scavo e Monsignor Giacomo Martino, direttore dell'Ufficio Diocesano Migrantes. Modera gli interventi il giornalista Marcello Zinola. Il convegno è un'occasione di approfondimento sull'approvazione del decreto sicurezza e sulle conseguenze relative all'accoglienza dei migranti. E sempre sabato 13 aprile alle 21:30 è in programma l'incontro di Pasqua Giovani, come da tradizione nel sabato che precede la Domenica delle Palme. La meditazione, come sempre, è guidata dal Cardinale Bagnasco. E domenica 14 aprile alle 10:30 l'Arcivescovo presiede la celebrazione nella Domenica delle Palme. Sul sito della Diocesi di Genova www.chiesadigenova.it e sul sito del cittadino www.ilcittadino.ge.it sono consultabili tutti gli orari delle celebrazioni presiedute dall'Arcivescovo in San Lorenzo durante la Settimana Santa. E un ultimo avviso: lunedì santo 15 aprile alle 20:45 in San Lorenzo il Cardinale presiede la veglia diocesana di preghiera in memoria dei martiri sul tema "Per amore del mio popolo non tacerò". Si farà memoria di San Oscar Romero,
e di tutti i cristiani che sono stati martirizzati per l'annuncio del Vangelo. Bene, da Genova questa era l'ultima notizia, ora la linea può tornare a Chiavari, noi ci rivediamo la settimana prossima. Arrivederci. Bene, torniamo a Chiavari. Domani il Circolo Golf Tennis Rapallo ospita una gara di golf il cui ricavato andrà a favore della comunità di San Petrignano. Si tratta della prima edizione di un evento promosso e realizzato da Manu Mondini e Francesca Clavarino, ambasciatrici di San Petrignano di Genova. 30 giocatori professionisti provenienti da tutta Italia e 90 dilettanti si sfideranno sui green rapallesi a partire dalle 13. Alla sera verso le 19 premiazione e cena conclusiva. I premi sono realizzati all'interno di questa comunità. Inizierà sabato mattina alle 10 in piazza Davigo, Rapallo, la maratona musicale del Corpo Bandistico Città di Rapallo. L'ensemble proporrà esibizioni ininterrottamente sino alle 22 della sera. L'obiettivo della giornata sarà quello di raccogliere fondi per la realizzazione di una passerella per permettere l'accesso ai disabili alla spiaggia di via Avenaggi. Durante le esibizioni saranno raccolte offerte in cambio delle quali verrà donato un braccialetto con il logo della manifestazione. Inoltre sarà possibile anche acquistare una t-shirt ideata proprio per l'evento. La raccolta proseguirà sino al 31 di maggio tramite bonifico sul conto corrente intestato a Corpo Bandistico Città di Rapallo. L'IBAN è IT53 Q06175 32 110 000 22 31 080, inserendo la causale maratona musicale. Si arricchisce di nomi importanti il percorso verso la sesta edizione del Festival della Parola di Chiavari. La rassegna che da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno animerà la città con incontri culturali, parole, spettacoli, presentazioni, guidati dal filo rosso di questa nuova edizione, il dialogo, e da due personaggi simbolo a cui quest'anno è dedicata la rassegna. Leonardo da Vinci, dalla cui morte quest'anno ricorre il 500°, e Lucio Dalla. I primi grandi ospiti annunciati dalla sesta edizione del Festival della Parola saranno Monio Vadia, Diego Vergassola e Federico Rampini. Saranno loro alcuni dei protagonisti dei 4 appuntamenti serali all'Agorà della Parola, la tensostruttura che sarà allestita in piazza di Nostra Signora dell'Orto. E ora, come di consueto, la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani. Può partire la sigla. Appuntamenti in agenda per venerdì 12 aprile, ultimo giorno della mostra d'arte, 3 giorni per l'incontro tra l'arte figurativa e le sensazioni alla Biblioteca Civica Vago di Santa Margherita Ligure. Dalle 10:30 alle 18 la possibilità di visitare l'esposizione sul tema Il mare e le donne. Il Panatron Club Tigullio Chiavari premia gli atleti del territorio che si sono contraddistinti nell'annata precedente. Alle 16 nella sala Ghio Schiffini della Società Economica la cerimonia di consegna dei premi, tra i quali quello alla comunicazione sportiva intitolato alla memoria di Stefano Sanguinetti, già presidente del sodalizio. Il riconoscimento è assegnato a Teleradio Pace, Radio Aldebaran e Nicolò Pagliettini. Nuova lezione dell'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16 a Villa Coirolo Giorgio Bavestrello affronterà il tema Esplorando gli abissi marini. Per i corsi di cultura di Chiavari alle 16 nei locali di Via delle Vecchie Mura il docente Emanuele Costa terrà una lezione di geografia sugli arabi. Quinto appuntamento a Sestri Levante nell'aula magna dell'Istituto Nata De Ambrosis per il ciclo di incontri Scrivere la vita da Leopardi a Carosello. Alle 16 le docenti universitarie Carla Boroni e Maria Teresa Caprilli affronteranno il tema Guardare, scrivere, leggere, capire il mondo a scuola. Nell'ambito dei venerdì letterari Penisola San Marco alle 16 nella veranda del ristorante San Marco Nino Durante, poeta, scrittore, musicista e insegnante di lingua genovese, presenterà la sua ultima pubblicazione I Carugi ti raccontano. Accompagnandosi con la chitarra canterà anche le più belle canzoni di Fabrizio De André sui Carugi genovesi. Continuano gli incontri biblici proposti dalle parrocchie di Cassego, Scurtabo e Valletti. Il tema quest'anno è 5 penne per il Vangelo. Alle 20:30 nel doposcuola di Cassego verrà affrontato l'argomento Paolo l'Evangelizzatore.
Conoscere il volo è il tema della conferenza che Michele Priolo terrà a partire dalle 21 nella Sala Livellara di Via del Pino a Chiavari, iniziativa a cura dell'Associazione Il Sestante. Ripensare all'Europa è il tema dell'incontro, in programma alle 21 all'Opera Madonnina del Grappa di Sestri Levante. Interverrà Paolo Venzano. Dibattito sulle prossime elezioni europee promosso dall'Associazione Civitas Umana per la Fraternità e dall'Associazione Amici della Madonnina. Un viaggio nel cinema di un grande maestro, Tutto Leone, al centro dell'incontro, in programma alle 21 nell'Auditorium GP Campodonico di Lavagna. Interviene Oreste De Fornari, modera Guia Croce. Aspettando il Palco sul Mare Festival a Rapallo alle 21 sul lungomare Vittorio Veneto, concerto della cantante Alexia con il suo Quell'altra Tour. E con la scheda degli appuntamenti termina il giornale anche questa sera. Il prossimo appuntamento come sempre rinnovato domani 12:45 con Tiguglio Oggi. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi lascio i programmi serali sulla nostra emittente. Vi auguro una buona serata. Arrivederci.